Sì. Prego, prego. L'intervento del signor Sindaco sulle linee programmatiche ci portava ad una riflessione su quelle che erano le intenzioni di questa nuova amministrazione per operare per il bene della cittadinanza siciliana con investimenti sul centro, sulle operazioni, in modo da migliorare o comunque di superare le tante problematiche che ha questa città e dei quali ci siamo occupati perlomeno con tanti di questa amministrazione, comunque con il sindaco, negli ultimi 10 anni. Purtroppo il Consiglio è partito male, malissimo. Di questo mi sono dispiaciuto perché nelle ultime 2 settimane abbiamo assistito a continui richiami sia da parte del sindaco che del vice sindaco di tanti componenti del quale sono alla possibilità di un'apertura, un dialogo ad un consiglio comunale che potesse essere di collaborazione. Noi sappiamo che come opposizione abbiamo una funzione di indirizzo e di controllo. Di indirizzo nel senso di essere propositivi, e io penso che per questo aspetto noi andremo sicuramente di volta in volta, di consiglio in consiglio, a formalizzare quelle che sono le nostre proposte. Noi siamo disponibili a votare se si farebbero proposte serie concrete comuni sulle quali siamo disposti a condividere un percorso di attuazione, così come andremo in maniera contraria se non siamo d'accordo e vi spiegheremo il perché siamo contrari e che cosa noi avremmo fatto in quel caso. Bene, perché al di là della richiesta di apertura, di dialogo, cioè abbiamo visto subito dall'inizio che non c'è stata la disponibilità di aprirsi. Si deve iniziare il consenso se vuole continuare l'intervento. Prego. Abbiamo visto che non c'è stata questa apertura, non c'è stato questo cambio di mentalità e la richiesta del capogruppo di evitare di riproporre il nome, diciamo come se questo fosse un qualche cosa di cui la comunità deve vergognarsi. Noi abbiamo applaudito il fatto che un uomo esperto, di grande esperienza, di grandi capacità, che era rappresentato di Adana, ancora prima di me, Cesare questa sera sia arrivato alla Presidenza del Consiglio. Io invece voglio dire che sono orgoglioso del fatto che sono la 6ª legislatura, da sempre eletto, e che quindi ringrazio chi mi ha proposto, per il semplice motivo che noi pensiamo di dover di volta in volta nelle commissioni, nell'intervento, esprimere il nostro uomo migliore, la persona che più è in grado di rappresentarsi in questo momento. Siccome io Presidente del Consiglio l'ho fatto per 8 anni, è solo ed esclusivamente per questa ragione che sono stato proposto. Sapete, conosco la macchina, conosco gli interventi, conosco come funziona. Un buon richiamo del Zola, ma solo per invitarlo a pensare ai 5 anni che l'anno scorso seguito qua in mezzo a noi. Quando succede qualcosa di questo tipo, ma rifletta su quello che sta avvenendo e che non si trovi dalla parte, ora che è in maggioranza, e che quindi superi alto su certe questioni. L'opposizione ha un'importante funzione. Penso che non vada trascurato questo. Se partiamo con questi sprechi, se partiamo con queste valutazioni, non andremo da nessuna parte. Difficilmente ci sarà collaborazione, arriveremo alla contrapposizione anche personale, nonostante si sia negato che ci sia, ma la dichiarazione va bene, quindi è notevole. Questo sicuramente non va bene. Non è a questo punto più il momento di fare valutazioni, è problematico, ma sono anche dispiaciuto, mi auguro che il Presidente si prenda immediatamente, c'è anche l'assistenza di un medico, quindi speriamo che arrivi immediatamente una sola cosa, che non è ancora stata fatta presente, ma che io penso che possa essere di augurio e di ufficio da questo Consiglio qua. Dopo più di 30 anni il gruppo dei Verdi, o non solo Verdi, non è più rappresentato in quest'Aula. Io penso che tutti, ognuno di noi,
dovrebbe avere quella sensibilità personale per poter affrontare problematiche, tematiche di cui magari non siamo ben attento come politici, però chiedo un impegno superiore a tutti su tematiche ambientali che non sono esclusivamente quelle del nucleare. Noi abbiamo un territorio che ha vissuto in questi ultimi anni tanti episodi di problematiche di natura ambientale, per cui, vista la mancanza del consigliere che possa sensibilizzare quest'Aula sotto queste tematiche, mi aspetto il contributo di tutti. È inutile che vi dica che auguro tutti un buon lavoro, vista la partenza ne avete davvero tanto